for beginners or sensitive eyes. When sentiment is left to chance, no place for two lovers, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast to Lake to Chicago, Western Maine, across the north and south to Gilano, love for sale. Face to face, each classic case, a shadow box and double cross, yet need to chase. A license to love, assurance to hold. Melts on the memories unchangeable. Your eyes are like angels, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast to Lake to Chicago, Western Maine, across the north and south to Gilano, love for sale. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. My baby don't care for clothes. My baby don't care for shows. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby just cares for heights and places. Liz Taylor is not his style. An evil and Turner smile is something he can see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me.
My baby don't care for clothes, and he don't even care for shows. It's just something he can see. My baby don't care for cars and the races. Baby, my baby don't care for. He don't care for item places. Liz Taylor is not his style. And evil Anna Turner smile. It's just something he can see. I wonder what's wrong with my baby. My baby don't care for. My baby don't care for. My baby just cares for me. Grazie. The days of wine and roses laugh and run away like a child at play. In the Midlands, toward a closing time, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze, filled with the memories of a golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The lonely night discloses just a passing breeze, filled with the memories of a golden smile that introduced me to the taste of wine and roses, the taste of wine and roses, and you. Heaven, I'm in
cheek. Oh, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the wind seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we are together dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in an ocean or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb the mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Come on, dance with me. I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and the cares that hung around me through the wind seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we are together dancing cheek to cheek. With me, I want my arms about you. The charms about you will carry me through to and heaven. I'm in heaven, and the cares that hung around me through the wind seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we are together dancing, when we are together dancing, when we are together dancing cheek to cheek. When we are together dancing cheek to cheek. Grazie. Never know how much I love you. I never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you flame and youth, fever in the morning, a fever I burn for suit, and moonlight up the night. I light up when you call my name, and you know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever
When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He give me fever when he kissed me, fever when my flaming youth. Fever, I'm his missus. Fever, I birth pursuit. Now you listen to my story. There's a boy that I have made. She wanna give me fever, being Fahrenheit or centigrade. You give me fever when you kiss me, fever when you live and learn. Fever, I'm a Caesar. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. And oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Grazie. Via via, vieni via con me. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful. Good luck my baby, it's so wonderful, wonderful, it's so wonderful. I dream of you. Chips, chips, da-bi-doo-bi-doo, chi-bo, chi-bo-bo. Da-bi-doo-bi-doo, chi-bo, chi-bo-bo. Da-bi-doo-bi-doo. Via, vieni via di qui. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful. Good luck my baby, it's so wonderful, wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, 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 da-bi-doo-bi-doo, chi-bo, chi-bo-bo. Da-bi-doo-bi-doo, chi-bo, chi-bo-bo. Da-bi-doo-bi-doo. Via, via, vieni via di qui. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. Fuori piove un mondo freddo, c'è un accappatoio azzurro. It's so wonderful, it's so wonderful, wonderful. Good luck my baby, it's so wonderful, wonderful, it's so wonderful. I dream of you and chips, chips, chips. Da-bi-doo-bi-doo, chi-bo, chi-bo-bo. Da-bi-doo-bi-doo, chi-bo, chi-bo-bo. Da-bi-doo-bi-doo. Grazie. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore? Ti rivedrò, ti cercherò, ti sognerò. Io cerco invano di dimenticare il primo amore, non si può scordare.
Through the city streets I walk alone. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Cerco invano di dimenticare il primo amore, non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Through the city streets I walk alone. Passo tra la folla che non sa. Through the streets I walk alone, cercando te, sognando te, che più non ho. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. I'm going out late, no care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Like Dick Homer in the corner, don't go out late, what do I care? Your kisses I were waiting for, believe me. I'm home about late, no way to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Misbehaving, I'm saving my love for you. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. A questo punto stiamo tanto bene io e te,
ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, per un momento che ci scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. A questo punto dimmi tutto quello che verrà, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'innocenza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. E sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te, insieme a te, insieme a te, insieme a te. Back up, here I go, swinging low. Bye bye, blackbird, where somebody waits for me. Sugar sweet, so it is, and bye bye, blackbird. No one here to love or understand me. Oh, how hard like stories they you hand to me. Make my bed and light the lights. I'll be home late tonight, and blackbird, bye-bye. No one here to love or understand me. Oh, how hard like stories they you hand me. Make my bed and light the lights. I'll be home late tonight. Blackbird, 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 bye bye.
is true. I see the moon before me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbows, so pretty in the sky, are also in the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They just saying, I love you. I hear old baby cry, I watch them grow, and I learn much more that I never know. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also in the spaces of the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They just saying, I love you. I hear old babies cry, I watch them grow, and I learn much more that I've ever known. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Grazie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things of what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, then my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your eyes up for a sec. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a 10. I hope you find the right man who fixes it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you pleasing? Hope you didn't have that fight.
Sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things I want to do, and in my head I paint a picture. Since I come home, now my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, 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 come on over, Valerie. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V, it's very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Love is all that I can give to you. Oh, if for the only one I see. It's very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you, and the love was made for me and you, and the love was made for me and you, and the love was made for me and you, 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 was made for me and you. Grazie.
economica, ha coinvolto tutti i commercianti, li avete visti prima entrando, quelli che sono i mecenati. Anche in momenti di difficoltà non hanno voluto far mancare il loro aiuto e il loro sostegno, ma la stessa amministrazione comunale, e gli attestati di stima della regione e della città metropolitana, la presenza della Fondazione Musei Civici al nostro fianco, che ci onora e che ci dà forza a continuare in questa nostra strada per valorizzare l'arte pittorica, per valorizzare Mestre, per valorizzare la nostra città, che deve diventare un punto di riferimento, non con un premio riservato ai mestrini, come qualcuno vorrebbe dire, ma poi un premio che da Mestre si irradia nel mondo. Oggi, quest'anno, abbiamo 60 artisti che vengono dall'estero, non che sono qui da noi, sono artisti che sono residenti da noi, che sono esteri, ma ci sono 60 pittori che hanno partecipato tra i 500 e che sono residenti all'estero. Significa che il premio sta acquisendo una dimensione nazionale e internazionale. Questo è merito di tutti coloro che collaborano, e tra questi vorrei ricordare in maniera particolare l'amico Costantini e i membri della giuria. Poi verranno ricordati. Ne parleremo dopo sicuramente. Non voglio dimenticarmi qualcuno, però il mio grazie più sincero e più caloroso è all'applauso che voi farete adesso a voi stessi, che avete sfidato la pioggia per essere qui con noi. Grazie per essere con noi a questa 6ª edizione del Premio Mestre di Pittura. Grazie, resta qui. L'abbiamo citata, la Fondazione Musei Civici di Venezia, c'è il segretario organizzativo Mattia Agnetti, al quale chiedo di raggiungerci sul palco per un saluto. Perché dobbiamo ricordare che tutte le opere vincitrici dal 58, quella prima serie di Benvenuto, grazie, le cediamo il microfono, ne abbiamo un altro, benissimo, grazie Giulia. Vengono poi tutte acquisite dalla Galleria d'Arte Moderna di Capesaro. Non ho l'influenza, potete starmi anche più vicini, non è che Certamente. questi periodi poi bisogna stare attenti. La vostra presenza, l'ha detto prima anche Cesare Campa, è davvero importante. Sì, certamente, grazie, buonasera a tutti. Sono particolarmente felice di essere qui, di portarvi i saluti del nostro Consiglio di amministrazione e della Presidente Maria Cristina Gribaudi, che da qualche anno, insieme con il nostro Vicepresidente, che è anche Sindaco della città, credono moltissimo in questa iniziativa. Fondazione Musei Civici di Venezia ha l'onore e l'onere di tutelare, conservare, ricercare, studiare le collezioni del Comune di Venezia, che sono presenti nelle 11 sedi museali, ma anche tra i suoi obblighi, i suoi obiettivi statutari, quello di promuovere iniziative, progetti, attività sul territorio, di farlo anche nel campo dell'arte contemporanea, e quale miglior esempio di questo premio Mestre, che in questa ennesima edizione è cresciuto ancora di più e sul quale noi come Fondazione Musei Civici abbiamo deciso di collaborare sempre più a stretto contatto con il Circolo Veneto e di investire sempre di più. Tanto è vero che con grande piacere vi informo, insomma, che anche l'edizione del prossimo anno sarà un'edizione che insieme a Cesare Campa, agli amici del Circolo Veneto, vogliamo potenziare ancora e rilanciare, affinché questa grande presenza che ha avuto di studenti, di artisti, possa crescere ancora più e avere maggior risonanza a livello nazionale e internazionale. Mi preme ricordare anche che il Premio Mestre è un'occasione per noi di fare rete con le istituzioni, in particolare con le istituzioni dell'amministrazione comunale. Non è un caso che si lavori a stretto contatto e molto bene con il Centro Culturale Candiani, che ci ospita. Ieri tra l'altro abbiamo inaugurato, ieri abbiamo inaugurato la mostra su Kandinsky, ma la Fondazione Bevilacqua La Masa, e poi anche l'Accademia delle Belle Arti, con cui abbiamo, come dire, programmato questa iniziativa, il Circolo Veneto. Quindi una grande occasione per noi. Io vorrei chiudere ringraziando, oltre che Cesare Campa, con quale si lavora con regolarità durante il corso di tutto l'anno, e questo è solamente il momento, come dire, finale, anche tutto lo staff di Fondazione, che dà una mano e che contribuisce con il proprio know-how, la propria expertise
a far sì che il premio Mestre possa crescere sempre di più. Lo si può vedere anche con gli allestimenti che quest'anno sono, a parere insomma, di molte persone, migliorati ulteriormente. E un ringrazio particolare allo staff di Capesaro, quindi a Elisabetta Barisoni, a Matteo Piccolo, che sono qui presenti in sala questa sera. Quindi grazie ancora. Un applauso anche a loro. Grazie ancora e sono gli di nuovo, invisibili, e buona serata a tutti. Sono quegli invisibili a noi che però ci rendono possibile apprezzare al meglio questi quadri, queste opere e tutto quello che significa una fondazione Musei Civici Veneziani, che insomma è una città un po' sempre sotto la lente di ingrandimento e l'attenzione a livello mondiale. Grazie a Mattia Agnetti. Dicevamo, tra l'altro nel corso degli anni sono state acquisite tutte le opere, sono conservate appunto a Capesaro, perché nel corso degli anni i vincitori poi si sono rivelati essere davvero dei pittori importanti per la pittura veneta del Novecento, ma adesso ormai siamo negli anni 2000. Tra i patrocinatori, l'abbiamo citato, c'è il Comune di Venezia. Allora invito la Presidente della Commissione Cultura del Comune, l'Avvocata Giorgia Pea, a raggiungerci per un saluto, con tanto di fascia tricolore, mi par di vedere da qui. Non so se c'è un altro microfono oppure... ma Giulia, 3 microfoni, insomma ti facciamo lavorare questa sera. Benvenuta Giorgia. d'amore. Le do del tu perché la conosco. C'è anche il tuo meraviglioso bimbo in giro. No, a casa con la febbre. Con la febbre. Anche tu un po' giù di voce. Sì, esatto. Buonasera a tutti. Mi scuso innanzitutto per la mia voce, ma ci tenevo tantissimo ad essere qui questa sera, perché questo premio rappresenta davvero molto, rappresenta davvero tanto. E chi mi ha preceduta ha già detto le cose più importanti. Io questa sera ho solo l'onore e la gioia di portarvi i saluti del sindaco delle città di Venezia, Luigi Brugnaro, che oggi si trova fuori città purtroppo per una luttuosa circostanza, ma che mi prega davvero di portarvi i suoi saluti e di fare i complimenti a tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di questa fantastica serata, dietro alla quale si nasconde, come diceva giustamente l'onorevole Cappa, un anno di lavoro, un anno di sacrificio e chissà quanto tempo per gli artisti nel fare queste opere. Questo premio va dedicato agli invisibili, come diceva giustamente la magnifica presentatrice, e va dedicato anche a chi purtroppo, e mi dispiace portare una nota di tristezza, a chi purtroppo non può essere qui perché o non c'è più o non ha potuto venire qui questa sera. Io ho la fortuna di abitare dietro l'angolo e soprattutto di essere cresciuta qui dietro, quindi mi hanno accompagnata e se avete dovuto attendere qualche minuto è stata colpa mia e me ne assumo ogni responsabilità, come faccio sempre anche quando premo i bottoni del Consiglio Comunale, e vi garantisco che qualche volta c'è da non dormire per alcune delibere. Però la cosa importante, ed è l'unica cosa che sono venuta qui a dirvi io, Giorgia Pea, e chi è di Mestre sa che la mia omonimia è con una persona che davvero è immensa e che sono sicura che da qualche parte ci stia anche ascoltando, e saluto mio nonno Giorgio Pea, perché gli piacerebbe vedere questa Mestre, gli piacerebbe tantissimo, e sarebbe piaciuto tantissimo anche al mio bisnonno, che si chiamava Giuseppe Pea e che è stato consigliere comunale di Mestre quando Mestre era separata da Venezia. E sono felice invece di essere qui oggi perché Mestre oggi fa parte delle città di Venezia, assieme a Marghera e assieme a tutte quelle che a oggi non nomino, perché sennò se me ne dimentico qualcuna giustamente si offendono. E noi siamo un po' come la città capitale, che è fatta di municipalità, ma dove ogni municipio, dal punto di vista amministrativo, e questo l'ho imparato parlando e dialogando con i miei amici, quelli che sono proprio amici, come gli amici che sono qui questa sera, che sono su questo palco, e questa è la mia grande fortuna, di avere l'occasione, la possibilità di lavorare ogni giorno, lavorare gratuitamente, perché io non vivo di quello che mi vedete fare questa sera,
la libertà di testa passa per la tasca e io faccio l'avvocato, lo faccio molto meno dal 15 perché o faccio una cosa o faccio l'altra. Giorgia, per fortuna che hai il mal di gola, perché sennò, voglio dire... No, vi lascio subito, ha ragione. Volevo solo dirvi che per quanto oggi i sistemi informatici ci diano il dono dell'ubiquità e ci diano la possibilità di essere a casa a fare il ragù, in studio a scrivere un atto, ovunque, e partecipare comunque a consigli di amministrazione, commissioni, consigli comunali, consigli regionali e qualsiasi altra cosa. Ricordate che la cosa più importante sempre è la vicinanza, che può essere fisica o può essere emotiva. E un'altra cosa importante, come vi dicevo prima, è l'unica che volevo dirvi questa sera, ma poi mi sono persa come sempre, è mettere il cuore nelle cose che si fanno. E allora sicuramente andranno bene. Grazie a tutti. Grazie, allora. Io non aggiungo altro, lasciamo Giorgia Pea scendere. Grazie a Cesare Campa, grazie a Mattia Agnetti, restituite i microfoni. Grazie, li abbiamo recuperati tutti. Chiudiamo questa prima parte della cerimonia. Naturalmente io devo aggiungere una piccola cosa che non siamo riusciti a dire proprio tutto, perché c'è anche un premio Mestre di pittura, ha anche un suo premio della giuria popolare, e proprio adesso sono centinaia gli appassionati, si stanno scrutinando i loro voti, quindi avremo un premio della giuria popolare del premio Mestre e il premio principale, naturalmente, quello della giuria tecnica diretta da Maraniello. Chiudiamo questa prima parte della nostra serata con gli artisti di Nuart, che sono sempre capaci di sorprenderci, e in questa prima esibizione avremo una cantante, delle ballerine, che eseguiranno una accattivante performance con abiti ispirati ai disegni delle porcellane, con ricchi motivi e dettagli. Nuart in The Art of Painting. Grazie. Fly me to the moon and let me sway among the stars. Let me be what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sway forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with songs and let me sway forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sway forevermore. And you are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
quanta eleganza e quanta bellezza. E noi allora adesso procediamo con questa serata e cominciamo con il premio alla carriera. Chi ha seguito il premio Mestre di Pittura sa che è stato istituito dallo scorso anno, quando è stato assegnato a Ennio Finzi. Quest'anno viene assegnato, e quindi preparatevi con l'applauso, a Giorgio Di Venere. È accompagnato da Gianfranco Maraniello, presidente della giuria tecnica. Giorgio Di Venere quest'anno festeggia 95 anni, eccolo qua. Lo accompagna in realtà Marco Dolfin, ma chiamo il presidente Maraniello a salire sul palco. Gli diamo anche un microfono, benvenuto. Mi diceva, scusate, ma è così caro, mi diceva prima che si sentiva un po' spaesato. Allora facciamo così, non posso stare troppo vicino perché sennò i microfoni fanno degli effetti strani, però sono qui a rassicurarla. Anzi, Giulia, tu che non hai microfoni, stai qui vicino al nostro Giorgio Di Venere, fagli un po' di compagnia. Ecco, dagli il braccio che così va bene. Dicevamo che Di Venere quest'anno festeggia i suoi 95 anni. Complimenti, Ed è reduce da una brillante mostra monografica che si è tenuta pochi mesi fa a Villa Brandolini a Pieve di Soligo, nel Trevigiano, in cui si è davvero potuto ammirare tutto il suo personale percorso artistico. A Marco Dolfin la parola che leggerà la motivazione di questo premio alla carriera. Artista distintosi per la sua raffinata ricerca pittorica, che prosegue ininterrottamente ad oggi, rivelando doti espressive e poetiche di rara qualità. Complimenti. Maraniello gli consegna... ma se vuole dire qualcosa, ben volentieri. È già aperto. Sono molto emozionato e confuso, perché non mi aspettavo questa accoglienza così importante. Comunque il premio alla carriera che mi è stato assegnato è forse il premio più importante che ho ricevuto durante il mio lavoro artistico. Ecco. E di questo devo ringraziare gli amici i promotori del premio Mestre, gli organizzatori di questa importante manifestazione, e devo ringraziare molto anche Marco Dolfin che si è impegnato in maniera veramente professionale per questo raggiungimento. Ringrazio tutti quanti di questa serata. Ma siamo noi che ringraziamo lei per quello che ha fatto. La parola a Maraniello. Buonasera e congratulazioni. Devo dire che sono molto contento di poterla raggiungere su questo palco, perché è la miglior testimonianza possibile di quello che può essere un premio alla carriera. Nel senso che, per quanto io conosca il suo lavoro, sono davvero stupito del fatto che anche qui ci troviamo di fronte appunto a una testimonianza, una riproduzione, perché quella di Venere è una ricerca pittorica che è straordinaria. È stata già detta l'età, e questo dà la misura forse del percorso artistico, ma pensare che qui ci troviamo di fronte tutto sommato a una produzione recente, quindi non è un premio alla carriera trascorsa, ma alla carriera in corso, alla capacità di rinnovare una straordinaria intuizione del senso della pittura. E Di Venere ci arriva attraverso un percorso che ha talmente tante fasi. Pensate che lui, credo che sia stato anche professore di xilografia, di calcografia, conosce il segno dell'incisione, conosce il disegno, conosce la pittura figurativa, e quindi arriva a una meditazione così fresca, così recente della pittura, che forse dovevamo dargli il premio non per la pittura per la carriera, ma per i giovani. Quindi davvero sono onorato di poter essere qui sul palco con Di Venere, di poterlo accompagnare in questo momento. Grazie, grazie. Facciamo la consegna della targa, allora.
mi commuove quello che lei ha detto, mi commuove molto. Sono molto contento di quanto ha detto, grazie, grazie. Benissimo, la apriamo in favore di fotografi, si intende, che siano quelli professionali o quelli di quotidiani con i telefonini, per Giorgio Di Venere. Grazie, grazie, grazie. E quindi lo rincontreremo, magari Di Venere parteciperà al concorso del prossimo anno. Potrebbe anche essere. Grazie, 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 grazie anche a Giulia, grazie a Marco Dolfin. Abbiamo una novità, non abbiamo fatto a tempo a dirlo perché è stato davvero un intervento sentito di cuore, aveva questa bellissima medaglia Giorgio, non so se è ancora con noi, con quel mal di gola, non so se è ancora con noi. Non abbiamo fatto tempo a dire con Cesare Campa che da quest'anno viene istituito anche il riconoscimento alla memoria, quindi carriera e memoria. Selezionando come? Bene, da quella che è stata la prima opera premiata nel 1958. Viene dunque assegnato il premio al vincitore della prima edizione del Premio Mestre e allora è stato il maestro Ernani Costantini, di cui quest'anno ricorre il centenario e vinse, guardatela, con questa opera, io che non me ne intendo, professor Maraniello, di straordinaria modernità. Beh, assolutamente, ma tra poco avremo chi potrà dircelo con maggior cognizione ancora e con grande competenza. Il centenario della nascita, anche in questo caso è stata l'occasione per una esposizione a Palazzetto Tito, che è la sede della Fondazione Bevilacqua La Masa, di opere selezionate nell'arco della lunga carriera. Costantini è un artista che ha lasciato tra l'altro una grande testimonianza della sua arte con soggetti religiosi che potete ammirare affinando un po' l'occhio in numerose chiese di Mestre. Invito Cristiano Costantini, il figlio, e che è anche presidente del comitato organizzatore del Premio Mestre di Pittura e quindi è l'arte che si tramanda, a ritirare la targa che, eccola qui, ce l'abbiamo già dalle mani del presidente Gianfranco Maraniello, legge la motivazione del premio il nostro fine dicitore, segretario del premio Marco Dolfin. Artista che si è distinto per la lunga carriera, lasciando grandi testimonianze della sua versatile e mai cessata sperimentazione del messaggio pittorico. Ecco, allora io so che Costantino è un po' emozionato, però un piccolo dialogo fra voi ci vuole. Beh, dialogo. Io intanto appunto ho la fortuna di conoscere un altro Costantini di grandissimo pregio, di grandissima cultura e quindi davvero penso che sia molto emozionante. Sono anch'io figlio di pittore, quindi posso capire esattamente qual è il peso anche di portare certi nomi e di cercare di essere all'altezza, però questo è un momento di festa che credo ci siamo dati del tu fino a poco fa, faccio fatica adesso a passare a un formalissimo lei, però credo che questo sia davvero un momento di grande emozione, no? Sì, è di grande emozione. Prima di tutto vorrei anche ringraziare l'organizzazione del premio che si dimostra capace di rivolgersi alla contemporaneità senza latitudine, come abbiamo visto, e senza età di concorrenza, ma che vuole anche avere i tempi del passato come con termini di confronto per le attività attuali, quindi spaziare anche nel tempo. Questa iniziativa di ricordare i vincitori delle precedenti edizioni, le storiche edizioni, è un'iniziativa molto meritevole. Il caso vuole che la prima edizione sia stato mio papà, di questo non ho nessun merito, però è comunque un grande orgoglio, una grande soddisfazione. Voi vedete qui è un'opera, se posso dire solo una cosa, è un'opera che qualcuno riscopre come segno diverso da quello che è forse più noto negli ultimi anni, il segno di Ernani. Ma effettivamente nei primi 10-15 anni lui ha lavorato su questa ricerca molto legata alla cultura pittorica del Novecento, per poi trovare una sua impronta personale che appunto è segnata molto dalla necessità di esprimersi nelle opere, nelle chiese, in particolare nelle chiese di Mestre. Ce ne sono 10 soltanto nel perimetro mestrino, ma poi ce ne sono molte altre nel territorio, con una voglia di comunicare, quindi da questo
tipo di opera così gradevole a un'opera molto più gradevole nel tempo, con grande comunicabilità del suo messaggio. Mi fermo qui perché sennò potrei andare troppo avanti. Grazie davvero. Grazie a tutti. Grazie a Cristiano Costantini, al suo papà, Grazie. che ci ha regalato Sì, io tanta non ho nessun bellezza. merito, ecco. No, ma l'attenzione che c'è nel premio Continuare nella come memoria. presidente del comitato organizzatore ovviamente è assai Grazie. importante. Grazie. Abbiamo visto il premio alla carriera, quello alla memoria, e adesso invitiamo una persona che è già stata citata e ringraziata, e vogliamo farlo per bene, che è Daniela Mattiuzzi, che è la presidente, il capogruppo, il caposquadra dei mecenati. E la invito a raggiungerci. Li abbiamo visti tra l'altro questi mecenati perché in loop con le 480 opere che sono giunte al concorso c'era anche un bel filmato che ci ricordava un bel numero di loro. Non tutti hanno voluto essere presenti, prego, al centro, in favore di, esattamente, in favore di fotografi. A proposito però volevo dirvi che ho sentito la notifica di qualche messaggio. Se proprio non siete l'ultimo neurochirurgo che deve tornare in sala, magari possiamo chiudere le notifiche. Daniela Mattiuzzi. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, per me è sempre un grandissimo piacere essere qui, anche perché insomma appena lasciato il palco un sacco di personaggi insomma, che, illustri. Certo. E diciamo che io rinnovo quello che è il ringraziamento per tutti quelli che sono i mecenati e che è grazie alla loro generosità che il premio Mestre di pittura esiste. E prima Cesare Campa accennava al periodo storico che noi viviamo, per cui questa generosità è forse doppiamente da importante. valutare, certo. Esatto. Ho visto tanti mecenati che ci seguono dalla prima edizione, alcuni se ne sono aggiunti e magari altri se ne aggiungeranno, chissà, e quindi un sincero grazie a tutti, ecco. È questo. Ma soprattutto a lei, che credo faccia una bella opera di promozione. Ma diciamo che è molto contagiosa questa energia che ha questo premio, e mi fa particolarmente piacere stasera vedere che ci sono tanti giovani, ci sono tantissimi bambini, e quindi è qualcosa che è molto contagioso, non solo nella realtà locale, però insomma ha radici un po', come diceva Campa, un po' su tutta Italia. Perché come si dice, fa bene fare del bene. Assolutamente. Tra l'altro nel retro del biglietto sono tutti citati, Sì, che mi sembra una bella sì, cosa, sì, tutti sì, ricordati. Sì, sì, sì. Quindi ancora grazie, buon proseguimento. Grazie a Daniela Mattiuzzi per essere salita qui con noi e per il lavoro che sta facendo. Ci sono poi, oltre ai mecenati, anche degli amici del premio. Uno lo facciamo subito rientrare, che è Cristiano Costantini, presidente del comitato organizzatore. Prego, al quale chiediamo quanta fatica quest'anno. Beh, è una fatica ma piacevole, perché i risultati si vedono e sono soddisfacenti. Quindi anche come amici del premio Mestre, il termine raccoglie tutto, è proprio la voglia di supportare questa iniziativa in tutti i suoi aspetti tecnici, ma anche di affezione, e affezione che poi continua anche oltre il momento del concorso e dell'esposizione, certo. perché abbiamo e continua ad espandersi anche un luogo di visione online delle opere candidate, e noi abbiamo il sito appunto che si chiama Amici del Premio Mestre di Pittura, che consente a ciascun candidato di avere una propria pagina personale con l'opera candidata per ogni edizione. Questa è una grandissima vetrina, naturalmente. È una vetrina che rimane nel tempo. Questo è un grande lavoro che state facendo, complimenti. Chiamiamo degli altri amici che sono fra i patrocinatori. Per la Fondazione Bevilacqua da Masa, questa volta il professor Michele Bugliesi, già rettore di Ca' Foscari, se sale lo accogliamo, ed è anche presidente del distretto veneziano Ricerca e Innovazione. C'è un progetto che stanno facendo con l'università, con la Ca' Foscari, che si chiama Acqua Granda, ricorderemo nel 2019, e credo che lui sia qui a nome del presidente Bruno Bernardi. Benvenuto professore. Sì, buonasera a tutti. Devo dire che faccio il delegato del presidente della Bevilacqua da Masa, ma diciamo forse ha più senso prendere il cappello, ne ho tanti, ma insomma certamente il DVRI, che è il distretto veneziano della ricerca e dell'innovazione, di cui la Bevilacqua da Masa è uno dei nostri partner, e che promuove insieme a tante altre istituzioni chi produce la cultura.
In questo sforzo c'è anche la nostra Fondazione di Venezia, di cui io Un onoro altro cappello. di essere il presidente, sì, in un'avventura che vuole interpretare la cultura con la promozione del capitale umano e di chi produce la cultura. A me piace molto l'iniziativa che Cesare ha condotto e che la Fondazione da quest'anno sta affiancando con il nuovo bando che la Fondazione ha voluto mettere a disposizione a favore dei giovani. I giovani sono uno degli elementi fondanti, no, insomma, della nostra città, uno dei target del nostro intervento, con tutti i cappelli che mi posso mettere in testa in questa circostanza. Il distretto veneziano della ricerca e dell'innovazione, la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Fondazione di Venezia, lo stesso M9 che in questo circuito e di questo contesto fa parte in uno sforzo che diventa collettivo per promuovere la città, le sue energie e tutta la comunità che partecipa a far vivere questa città, a farle ritrovare, a consolidare la propria identità attorno al capitale propulsore che custodiamo e alleviamo, che sono per l'appunto i giovani artisti. E quindi io ringrazio il premio per dare un palcoscenico e prospettive di crescita a queste persone che credono, che investono in se stesse e investendo in se stesse investono anche nel capitale collettivo che tutti noi contribuiamo a far crescere. Grazie professor Bugliesi per averlo ricordato, perché perché naturalmente noi vediamo sempre, è un po' come quando uno fa la spesa, prende la pasta, è fatta, ma per avere la pasta in casa c'è qualcuno che prima ha arato, ha coltivato, ha fatto. È bello, è davvero bello in questa occasione del Premio Mestre ritrovare tutte queste associazioni, queste fondazioni, tutte le persone che si danno da fare. Sì, mi faccia dire una cosa, che essendo stato anche rettore, diciamo, le università in questo hanno un ruolo che va valorizzato e un contributo che è estremamente efficace, estremamente importante. Se mi permettete facciamo un applauso anche alle università che sono certamente alla Ca' Foscari. Senza dimenticare lo IUAV, che magari c'è qualcuno... Alle università. Mi raccomando, professore. Allora, tra i tanti seminatori, mettiamola così, c'è anche Riccardo Caldura, che è il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia. E non può mancare su questo palcoscenico. Riccardo Caldura, che tra l'altro loro hanno fatto anche un concorso fra gli studenti, adesso ce lo racconterà senz'altro. Giulia porge un microfono anche a Caldura e così siamo tutti a posto, possiamo parlare. Buonasera. Benvenuto. Grazie a voi. Allora, sì, abbiamo fatto un concorso nel concorso, perché certo. quest'anno si è deciso che in fondo di pittura si parla e si vede, ma anche la scultura ha qualcosa a che fare con la tradizione veneziana e con la nostra accademia che si occupa dei linguaggi contemporanei. Per cui abbiamo fatto una selezione, la si vede, di 10 bozzetti, fra i quali abbiamo ricavato il premio che viene dato al vincitore questa sera. Il vincitore della giuria popolare. Della giuria, sì. Credo che possiamo farlo vedere, lo dico alla regia così. Testa. Beatrice. Sì, si chiama proprio Testa. Beatrice Testa, Sì. e ha realizzato questa opera in bronzo Sì. che è stata selezionata, appunto, come dicevamo, Sì. tra i bozzetti realizzati dagli Dal studenti laboratorio di scultura dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. del professor Aaron Demez, è giusto? Del professor Aaron Demez, Bene, vede che in due. Sì, che è un maestro contemporaneo che riflette e lavora ancora sul senso della figuratività. E difatti il lavoro, così lo si vede, che genera una figura nel vuoto. Lo nel vedete centro anche vuoto nei della monitor scultura. qui in basso, Sì. così evitiamo di dare le spalle al pubblico. Se lo girassimo appena del suo verso sembrerebbe una scultura di tipo organico e più astratto. Certo. E in realtà tiene i due aspetti insieme ed è un po' la caratteristica per cui è stato poi scelto fra i buoni bozzetti che vedrete in mostra al Candiani. E questo è il contributo ulteriore che ha dato l'Accademia nel tema della scultura quest'anno. È chiaro che come istituzione non possiamo nascondere che siamo fra i partecipanti molto concreti del Premio Mestre.
che d'altronde, pur prestando una evidentissima attenzione ai giovani, è un punto in cui i giovani, come dire, si candidano per poter essere visti, è vero anche che il premio è transgenerazionale ed è stato ricordato, e la cosa è utile perché così si possono vedere diverse modalità di intendere la pittura nel tempo e di generazioni diverse. Per cui attenzione, il premio Mestre si focalizza certamente anche sulle generazioni diciamo più contemporanee, in questo caso l'Accademia ha un suo ruolo, ma allo stesso tempo riesce a tenere in piedi uno spettro più ampio di soluzioni linguistiche, pittoriche e di sensibilità diverse. Allora, grazie a Riccardo Caldura, grazie a Cristiano Costantini, grazie al professor Bugliesi. Noi ci incrociamo in lista di Spagna, professore. Io vado a Palazzo Labbia, lei va verso la terraferma. Allora, grazie a tutti voi. E siamo a un altro momento, l'Associazione delle Arti di Mestre e Terraferma, quello che dicevamo prima, no? La concorrenza, lo stare insieme di questo fermento, di questo humus che c'è qui. Chiamo la Presidente Marzia Boer che ci raggiunge. Benissimo, grazie per essere qui, benvenuta. Un microfono anche per lei. L'Associazione delle Arti di Mestre e Terraferma intende assegnare una targa, spero che sia in sala, a Camilla Salvagnin. Vediamo adesso il suo quadro, la invito a salire sul palco. Camilla c'è? Per me è sempre un po' complicato, speriamo di sì. Eccola, eccola che sta arrivando. Ci ha pensato un po' prima, ha detto, ma sono proprio io? Ah. Benvenuto, un microfono anche per Camilla. Prego, al centro. Bene, Camilla di Treviso, giovane, perché noi assegniamo la targa solo ai giovani. E nel tempo passato davamo anche un assegno, no? Un bonifico a qualunque, al pittore che ci piaceva di più. E poi adesso siamo un po' in difficoltà dopo il Covid, eccetera, eccetera. Comunque è stata scelta dai nostri soci, a maggioranza ovviamente, e anche direi abbastanza sostenuta, larga, per questo quadro, però vogliono la spiegazione del titolo. Phasis. Phasis. Sì, in sostanza, come possiamo vedere, ci sono dei cani, è una scena di caccia e il soggetto è un fagiano, quindi il titolo deriva dalla mitologia greca, no? Perché il fagiano, secondo appunto questa mitologia, è stato portato da Giasone durante la spedizione con gli Argonauti attraverso il fiume Phasis, quindi dalla Colchide, poi in Grecia per premio, diciamo. È una mezza lezione questa. E come? Grazie Camilla. Grazie quindi. I tuoi studi sono di? Io ho fatto l'Accademia di Belle Arti, però sì, ho fatto il classico al liceo. Naturalmente. Allora, per una fotografia c'è stata anche una segnalazione? Sì, c'è una segnalazione per Ginevra Tarabusi di Pavia. Vediamo se c'è, da Pavia qui non lo sappiamo. Vediamo il quadro magari. Eccola Comunque, qua. ecco, questo pesce, semipesce, un pezzo di pesce, è ispirato a Pushkin, al libro proprio Il pesce d'oro. E qui naturalmente, siccome io anch'io insegnavo al liceo classico, un po' ho inciso. E naturalmente anche mi è piaciuto molto il suo quadro. Ma lo sa perché? Perché qui sotto si riuniva, quando i proprietari non era il comune, si riuniva il gruppo di cacciatori, tra cui mio padre naturalmente. E quindi questo quadro mi ha subito affascinato. Colpita. Consegniamo la targa? Io lo farei. La targa. Grazie mille. Togliamo gli appunti magari. Aspetta. Sì, anche col microfono. Ecco, grazie. C'erano gli appunti, eccola qui per le foto, perché Grazie Camilla. mille. Eccola qui. Sorridente, sorpresa.
Beh sì, sicuramente, Sicuramente. indubbiamente. Beh, io sono contenta da trevigiana, quindi. Bene, allora restituiamo Siamo i contenti microfoni di voi. a Camilla. Grazie davvero a Marzia Boer. Spero che venga a trovarci in associazione. Grazie. Fino a novembre saremo con l'associazione aperta. Grazie, arrivederci. Su internet trova tutto, anche su Facebook. Internet, Facebook, insomma, ci si muove. Circolo Veneto ha assegnato anche 2 borse di studio. Marco Dolfin è pronto a leggere le motivazioni. Cesare Campa, eccolo qua, risponde subito col suo vigore. E sono state assegnate, diamo i nomi, speriamo che ci siano, li chiamiamo insieme a Giulia Enzo e a Nicola Bindoni. Giulia si è alzata, Nicola anche. Benissimo. Facciamo solo una consegna. Vi vediamo qui al centro. Mettetevi bene bene al centro. Ma che belle facce giovani. Cominciamo con te. Solo per sapere di dove siete, Giulia? Scorzè. Di Scorzè. Quanti anni hai? 17. Cosa stai facendo? Il liceo artistico a Venezia. Contenta? Sì, sì. Nicola? Sono di Veternico e sto facendo l'ultimo anno all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ma come lo dici serio? Che bella voce che hai. Allora ragazzi, complimenti. Grazie mille. E proseguite così. Grazie, grazie anche a Cesare Campa. Grazie. Un altro premio è quello dato dalla CGA, conosciamo tutti, ogni sabato mattina ci racconta, noi che facciamo i giornalisti, arriva quest'ansia, questa comunicazione, che più che un'ansia è diventata un'ansia, perché ci dice a volte delle cose che, ahimè, va a certificare, quindi sono assolutamente vere. Chiamo il vicepresidente Michele Furlan. Marco Dolfin è sempre qui per le motivazioni. Presidente Michele, vicepresidente della CGA di Mestre Michele Furlan, loro hanno deciso di assegnare un premio a un'opera che rispondesse, benvenuto, a questo tema particolare, se ho ben letto, la natura dell'opera d'arte e la sua influenza sui cambiamenti. È proprio così? Sì, grazie a tutti, buonasera. È per noi un piacere essere qui questa sera al Premio Mestre. Da qualche anno siamo sostenitori di questo premio e dall'anno scorso ci è stato concesso un premio speciale. L'abbiamo guidati dal professor Francesco Zennaro, abbiamo istituito una nostra commissione e su questo titolo che ci siamo fissati abbiamo cercato un'opera che rispecchiasse più o meno le nostre idee. Questo è quello che abbiamo Perché voi fatto. avete avuto anche un direttore che di arte se ne intendeva. Noi avevamo avuto, un sì. grande direttore. Lei si riferisce a Giuseppe Bortolussi, Certo. compianto nostro segretario. Indimenticato. Compianto nostro segretario, persona che aveva una visione sicuramente molto all'avanguardia su quello che era il mondo artigiano e ci ha in qualche maniera sostenuto e portato avanti e ha innalzato il nostro livello per parecchi anni. Vogliamo nominare il nome del vincitore? Sì, Vuole che lo dica io? Sì, Allora è io non vorrei- Francesco Nicolato, vediamo il suo quadro. Grazie. Le lascio il centro qui, così, Lo lasciamo eccolo qui. Francesco Nicolato al centro. Ha una clac personale? Perché ho sentito... Ha una clac personale anche, prego. Sì. si è portato il Di tifo. amici e amiche. Eccolo qua. Consegno il nostro premio e le faccio i complimenti per l'opera, veramente un'opera interessante. Leggo la motivazione. L'opera è un movimento continuo in cui i soggetti si aggregano e si disgregano, dialogano e si confrontano, camminano in gruppi specifici e individualmente. Questo andare e confluire ci riporta allo stress quotidiano nelle nostre metropoli e ci impone di riflettere non solo sull'oggi, ma sul dove stiamo andando e quale potrà essere il nostro futuro. Complimenti. Nicolato, Grazie. contento? Contentissimo, grazie. Se l'aspettava? No, non me l'aspettavo. Lei di dov'è? Beh, con questo cognome Io sono di Vicenza, di Brendola precisamente. è la prima volta che partecipa? Sì. Bene, insomma, è andato bravo. Grazie. Grazie. Restituiamo Grazie a i microfoni a Giulia e andiamo avanti con la prossima premiazione perché c'è anche quest'anno il Rotary Club Venezia Mestre. C'era anche l'anno scorso. Invito Anna Buzzacchi, che è la presidente dell'anno rotariano 2022 del Rotary Club Venezia Mestre.
Eccola, benvenuta signora Buzzacchi. Adesso poi avete fatto fuori Dolfin, motivazione, legge tutto lei, fa lei. Diamo un po' di riposo a Dolfin. Mentre Cesare Campa resta qui. Tengo la mano qui, tengo il microfono. È praticamente una colonna portante del palcoscenico. Vi siete detti tutto? Ci siamo detti tutto, Ecco, ci no, siamo perché- organizzati soprattutto. Benissimo. Volevo solo spiegare perché il Rotary, il nostro club Venezia Mestre, ha voluto partecipare a questa occasione. Ringrazio tutti gli organizzatori di questo premio, credo che sia una realtà della città che va sostenuta, e la motivazione è che il Rotary lavora per migliorare le nostre vite. I service che fa è per essere vicino alla gente e per migliorare la vita, e io credo, e noi crediamo, che la bellezza migliori molto la vita, e quindi per questo abbiamo deciso di sostenere, di essere presenti al premio Mestre Pittura, che è importante nella città di Mestre, perché la bellezza c'è anche a Mestre, non c'è solo a Venezia. E come. E noi sappiamo che i rotariani lavorano sempre in silenzio, e ci sono. Invito io la premiata, detta Dede, Maria Adelaide Varetto. Vediamo anche la sua opera. C'è Maria Adelaide Varetto? Io spero di sì. Il teatro è pieno, eccola che ci raggiunge. Benvenuta, benvenuta. Benvenuta. Prego. Sono molto emozionata. Certo, ma io so anche cosa ha pensato lei arrivando. Ha pensato, ma mi sarò vestita giusta per questo premio? Mio marito mi ha detto, ma sei tu, devi andare. Il marito gliel'ha detto. Ma noi abbiamo pensato di consegnarle questa targa, perché questa targa è assegnata al riconoscimento della qualità pittorica e della capacità comunicativa dell'opera, che interpreta con sensibilità la contemporaneità, un aspetto molto critico della nostra contemporaneità. Grazie, grazie veramente. Grazie. Dede, da dove arriva? Torino. Da Torino. Ma che bello! Una meravigliosa Torino. Ecco, mentre la fotografate io le chiederò quanto tempo ci ha impiegato per questo quadro davvero interessante. Tante ore, tantissime. Tantissime. Più di 3 mesi lavorando a volte 10 ore al giorno. Ecco, più di 3 mesi, 10 ore al giorno, quindi una Però passione fatto con passione, sconfinata. tantissimo. Grazie. Grazie a Varetto e complimenti, grazie ad Anna Buzzacchi per l'attenzione che il Rotary Club Venezia Mestre dedica al Circolo Veneto. Ma non resti qui? No, ti vedo avvicinato. Hai deciso di scendere? No, io, voglio dire. Però no, dai, scendi, dai, adesso scendi, perché sennò come faccio a farti risalire? Ti becchi un applauso ogni volta, Le menzioni speciali. No, devi stare qui. Perché le menzioni speciali, chi le ha decise? Le ha decise Cesare Campa, non vogliamo mica perderci questa occasione. Marco Dolfin per leggere le motivazioni. Io invito gli artisti premiati, che sono, e li chiamo tutti e due, Giulia Enzo e Miriam Moroni. Eccole, vediamo anche i loro quadri. Giulia Enzo e Miriam Moroni. Una già l'abbiamo conosciuta. Insomma, ormai ti devi abituare a fare queste scale. Al centro vi viene consegnata naturalmente una targa, eccola, e il nostro amabile Dolfin legge le motivazioni. Allora, vedete che inizio Giulia da- già non è più da Miriam Moroni. rossa, Miriam invece è un po' più agitata. Guardate il fotografo, allora, che se no mi tira le orecchie. Menzione speciale per Miriam Moroni per la capacità di sperimentare un linguaggio astratto utilizzando come spazio reale di supporto la delicata fragilità della carta. Complimenti. Menzione speciale a Giulia Enzo per una pittura colta e sofisticata che dimostra di saper guardare interpretando. Complimenti. Di dove siete?
Di Venezia. Adesso avete capito perché Cesare Campo aspettava, perché scende con loro. Eccolo lì. Allora lo lasciamo andare. Siamo alla chissà cosa gli starà dicendo, non voglio sapere. Grazie Marco Dolfini. Abbiamo un secondo momento di spettacolo con Nuart. Questa volta assisteremo a una danza ispirata a quell'oggetto, ve lo ricordate il caleidoscopio? Io ne ho regalato uno di recente a un bimbetto, si fa anche fatica a trovarli, è rimasto lì affascinato. Rappresenta il potere di osservare... Me l'aiutate? Grazie. Perché devo dire che sono un po' buie queste scale. Certo! E così ci ha fatto vedere quanto è in forma. È tutta una recita, teatrino, lo conosciamo. Bicchiere d'acqua però portategli per favore. Adesso lo vado a bere anch'io. Stavo dicendo del caleidoscopio. Il potere di osservare nuove visioni in continuo cambiamento. Delle ballerine si esibiranno in una coreografia ipnotica con abiti con pattern caleidoscopici dai quali emergeranno creando una scena in continuo cambiamento. E quindi le artiste di Nuart in caleidoscopo. I see a vision of you standing there. Even when we're miles apart, I feel you dancing at my feet. I can't seem to breathe without you close. I need to know that you are here. Wrap my arms around you, dancing to the rhythm, your heartbeat. Deep into the night we stay. Blinded by the lights we sway. From the heat, seeing a kaleidoscope of us in color, kaleidoscope turning in me, seeing a
Ah, che belle queste ragazze che ci hanno fatto sognare. Siamo arrivati alla parte finale, davvero alle premiazioni finali. Qui comincia a esserci un po' di emozione. Allora chiamerei Cesare Campa, perché mi serve il presidente del Circolo Veneto. Però, siccome qua ci sono le prime file dei baldi giovani e delle giovanotte, datemi un'occhiata perché questa scaletta è terribile. Anch'io se la facessi rischierei, quindi vi chiedo di un aiuto. Non può che essere il testimone di questo momento Cesare Campa, perché cominceremo, io prendo così, assumo al volo, eccolo lì, mi raccomando. Adesso lo fa saltando perché... Grande Cesare. Ah! Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Cominciamo dalla premiazione del quadro scelto dalla giuria popolare, che è presieduta da Adriano Checchetto, che invito a raggiungerci. Eccolo, anche Adriano Checchetto, pure lui guarderà bene questi gradini perché è sempre un po' al buio. Cesare Campa va in soccorso, non si sa mai. Eccoci qua. Però sentite, insomma, vi sento che vi divertite, perché questa deve essere bellezza pura, i quadri e lo stare insieme questa sera, un po' sollevati, senza guardare telegiornali, per carità. Abbiamo tempo dopo. Checchetto, è già aperto. Benvenuto, ma com'è elegante. Qui dentro c'è il premio? È un ruolo importante. È certo che sì, è certo che sì. Quanti siete? Lo dica al microfono magari. Beh, è un'altra delle caratteristiche straordinarie di questo premio Mestre. Esiste una giuria popolare fin dalla prima edizione e sono tanti i partecipanti e aumentano di anno in anno. Sono i visitatori che hanno il piacere di indicare dal loro punto di vista un quadro di interesse, un quadro. E alla fine chi ha vinto? Risulta il premio della giuria popolare viene riservato e assegnato a Francisco Miramontes. Speriamo che ci sia, perché speriamo che ci sia. Questo nome è un po' esotico. Da dove arriva? Speriamo che ci sia perché arriva dal Messico. Per Vinci. Solo per il viaggio è un po' costoso. Ma c'è. Poi ci fa sognare Miramontes, ma qui siamo al mare quasi. Benvenuto Francisco. Molto lieto. Diamo un microfono anche al vincitore del premio della giuria popolare per sapere qualcosa di lei, che penso abiterà dalle nostre parti. Sì, vivo qua da quasi 15 anni. È il messicano più alto che conosco. Cioè, è sicuro lei di essere messicano, vero? C'è mio fratello qua che è più alto ancora di me. Ah, vabbè, allora garantiamo che è messicano. Diceva che vive a Mestre da un po', quindi è venuto a stare in Italia. Esatto, sì. Ho studiato qua allo UAV. Allora ha detto, vabbè dai, sai che c'è, è meglio Venezia. È bella, molto bella. C'è anche suo fratello, c'è anche un'altra parte di famiglia? Ci sono tutti quanti? Ah, come tutti? Beh, vediamoli se riusciamo. No, Alzatevi in piedi. Alzatevi in piedi. Sono mio alti. Papà, mia mamma, ma c'è tutta la famiglia. Ma scusi, lei sapeva già che avrebbe vinto? Sapeva già che avrebbe vinto? No. No. Non sapeva E allora grazie per essere tutti qui. E vi accogliamo con grande affetto. Un po' di Messico anche a Venezia, in Veneto. Prego. Ci racconta qualcosina di quest'opera? Un autorritratto è legato sempre alla chiusura riguardando il Covid, quindi un'introspezione più che altro. Molto forte soprattutto questa immagine di impatto molto grande sul fronte. Complimenti. Grazie. Al vincitore Francisco Miramontes Rojas o Rojas Miramontes? Rojas Miramontes. Rojas Miramontes, scusate, scusatemi.
Vince la scultura realizzata, ideata da Beatrice Testa, studentessa della Fondazione Bevilacqua La Masa. Allora una Grazie. bella fotografia, un bel applauso. Molto bene di quella E grazie a questa famiglia messicana che ha deciso di vivere da noi. È veramente un quadro molto significativo. Ha un titolo? Umile. Nel senso umilità. Umiltà. Meraviglioso. Grazie. Grazie. Può accomodarsi. Grazie al Presidente Checchetto per il lavoro che fa, Adriano Checchetto, con tutti i giurati della giuria popolare. Andiamo di qua noi. Ah, voi Noi ascendiamo state di qua. Voi state non qua. vorremmo... Sì, ce la facciamo. Dunque, in realtà qui abbiamo 6 sedie. Se riusciamo a farcela, sì. Occhio lì, prima. E allora con Cesare Campa, no, stanno ridendo, no, Cesare resta qui perché fa parte della giuria, non può scendere. Allora, nomino tutta la giuria, fatemi stare seria un po', in ordine alfabetico, anche chi non può esserci naturalmente perché hanno fatto un gran lavoro soprattutto nell'ultima settimana, credo questa mattina vi siete trovati tutti, io ho avuto i nomi alle 15 del pomeriggio, quindi rifai il copione. Li nominiamo tutti: Gabriella Belli, storica dell'arte, già direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, vicepresidente della giuria; Michele Bonuomo, direttore del mensile Arte Mondadori; Riccardo Caldura, che abbiamo conosciuto prima, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Lo facciamo per salire. Caldura, se vuole salire di qua o di là, conosce la strada. Cristiano Costantini, che è il presidente del comitato organizzatore del premio. Marco Dolfin, curatore della mostra, segretario di giuria, fine dicitore di motivazioni di premi. Carol Weil, direttrice della Peggy Guggenheim di Venezia. Roberto Zamberlan, consigliere della Fondazione Bevilacqua La Masa. Ho dimenticato Francesca Rossi, storica dell'arte, che tra l'altro era direttrice dei Musei Civici di Verona. Allora, questi sono i nostri giurati presenti. Ultimo ma non ultimo, cioè, insomma, gli volevo dare un po' di importanza. È il presidente della giuria, no? Gianfranco Maraniello, che accogliamo con un applauso. Come dicevamo, storico dell'arte, direttore del Polo Museale Moderno e Contemporaneo di Milano. Da un anno circa, credo, la sua nomina è abbastanza recente, quindi da giugno. Si è preso proprio un bel incarico, Sì, impegnativo. Qualche museo di Una un certo robetta. rilievo a Milano. Senta, se vengo a Milano le telefono. Perfetto. Allora, Maraniello, com'è stato il vostro lavoro? Importante? Com'è stato il livello degli artisti? Perché noi abbiamo già visto dei premiati, ma le altre opere scorrevano un po' così. Ci racconti? Allora, intanto devo dire una cosa importante, credo, che questo premio è ospitato al Centro Candiani e in questi giorni, se non l'avete già fatto, dovete assolutamente visitare il Centro Candiani, perché c'è già un contesto ideale per capire la storia della pittura e capire la contemporaneità della pittura. C'è una bellissima mostra, c'è Elisabetta Barisoni che è qui in sala che l'ha curata. Facciamo un applauso? Sì, perché Kandinsky... che è aperta da ieri, no? Da oggi al pubblico, credo. Allora, davvero, Kandinsky e le avanguardie è davvero una mostra che in maniera sintetica ma ricca, piena di spunti, ci dà proprio il contesto ideale per cogliere la tradizione, l'importanza, il rilievo, l'attualità della pittura, e quindi è lo scenario perfetto per poter incontrare le forme più sperimentali di questi artisti che avete capito, dai 17 ai 95 anni. Ci siamo intesi su un raggio abbastanza ampio generazionale per capire in fondo quello sforzo che ci fa insistere sul fatto pittorico. Allora, prima dicevo la mostra di contesto, e in effetti io credo che qualsiasi visitatore di un museo d'arte, no, forse rimane stupito. Per noi magari addetti ai lavori è una cosa normale entrare nelle sale e vedere che ci sono degli artisti che fanno cose in ciascuna sala magari un po' simili, poi dopo c'è lo sviluppo della pittura, c'è la pittura che diventa astratta, ci sono quelli che fanno le righe, poi ci sono quelli che fanno la diagonale, sembra un momento straordinario. C'è Isgro che toglie le parole. Ci sono le parole. E però, se ci pensiamo bene, è quasi commovente questo sforzo di diverse persone, di diverse generazioni che cercano di precisare
una comprensione di che cosa possa continuare a essere la pittura. Lei lo diceva all'inizio, ma questa insistenza sul dipinto, ma come? Abbiamo tante tecnologie, tante cose, eppure si continua a Digitali, gli dipingere. NFT, che dice? NFT. E però forse dovremmo anche riflettere allora a questo punto su che cosa significhi contemporaneo, perché se contemporaneo significa essere legati all'attualità, e vabbè, è un discorso che naturalmente passerà da solo, perché l'attualità cambia sempre. Ma la contemporaneità non è solo questo. La contemporaneità è essere davvero vicini nel tempo, non è simultaneità. E pensare che anche la grande tradizione che ci appartiene ci impegna in uno sforzo di chiarificazione continuo. E dico questo perché nei musei lo si trova ben rappresentato, ma guardate, anche un premio per noi è l'occasione non soltanto di scegliere qualcuno, di dare particolare attenzione a chi il premio lo va a vincere, ma è modo anche per capire, come se fossero sintomi però di una felice malattia dell'arte, malattia del bello, capire che cosa sta accadendo. E quindi io davvero farei un applauso non ai vincitori, ma ai tutti i partecipanti che ci delineano, che ci danno l'idea di che cosa sia urgente oggi. E il premio è proprio questo, mettere insieme tanti artisti che ci fanno capire dove si sta orientando il nostro sguardo. Davvero un applauso a tutti i partecipanti. Anche perché abbiamo capito che non sapevano di vincere, hanno partecipato. Significativa la signora che ha detto: è stato mio marito a dirmi di venire su, perché era rimasta forse 3 mesi di lavoro, 10 ore al giorno. La passione che hanno, anche se magari non sono dei professionisti. Ma lei l'ha detto poco fa, fino a qualche ora fa non lo sapevamo nemmeno noi. Certo. E allora io devo veramente ringraziare i miei colleghi, e quelli qui presenti, quelli che hanno partecipato ai lavori, perché oggi è stato uno sforzo. Lei mi ha chiesto com'è andata. Guardi, più che un presidente, un domatore dovevo essere oggi. Cioè, perché non erano d'accordo. Dopo dietro le quinte mi racconta delle certo, cose. perché Certamente che le voglio sapere. le battaglie... Sa come siamo noi giornalisti? Ma certo, ci sono stati davvero, ma questo è un bel segnale, davvero, perché vuol dire che ci siamo trovati di fronte ad artisti che hanno generato voglia di discutere e quindi hanno portato idee, conflitti, divisioni che poi in realtà si armonizzano poi della festa che è appunto conferire poi un premio. Ma lo ripeto, è un premio che in fondo porterà qui tra poco sul palco quelli che rappresentano tutti gli artisti che hanno partecipato, perché il loro successo in realtà è la manifestazione ultima di un grande confronto di visioni, di idee, e questo è stato anche l'occasione di un grande confronto di visioni, di idee, di chi l'arte la guarda, la legge, dei miei colleghi che ho avuto l'onore di rappresentare qui come presidente. E grazie a tutti. Allora, e soprattutto a Cesare Campa per aver insistito. Ha detto chi? Scusi, non so se l'avete capito chi sia. Non l'abbiamo nominato questa sera. Allora, vi abbiamo tenuto un po'. Adesso siamo quasi in periodo di castagne sul fuoco. Alle 21:33 credo che possiamo darvi non il terzo, ma i 3 finalisti. Quest'anno abbiamo deciso di darvi la terna, perché ci siamo accorti che magari aveva poco spazio anche il primo, perché poi c'era subito la festa, quindi in ordine alfabetico. Invito sul palcoscenico alla cerimonia finale la terna dei premiati, dei finalisti: Carlotta Mazzariol, Eric Pasino e Laura Serafini. Vedremo i loro quadri, eccoli. La regia ha deciso di farceli vedere così. Come va? Questa è Carlotta? Carlotta, allora se posso avere un microfono per me, oppure lo uso, no, me ne arriva uno sicuramente. Vedete Cesare Campa che fa da valletta, incredibile. Lo tengo io però, perché solo per farvi una piccola, brevissima intervista, vi scambiate una stretta di mano. Pensate, nei 60 finalisti 30 erano donne e 30 uomini, una perfetta parità di genere. Non so se l'hanno fatto apposta, vi passo davanti rapidamente. Carlotta, solo per sapere l'età, da dove arriva. Allora, tengo io. Ok, ho 21 anni, arrivo da Nervese della Battaglia in provincia di Treviso. E di professione studia? Faccio l'Accademia di Belle Arti a Venezia. Ah, vabbè. Allora, Eric Pasino. Tengo io? Io vengo da Biella e frequento da quest'anno il primo biennio in Accademia di Belle Arti qui a Venezia.
con soddisfazione. Sì, abbastanza. Ha trovato l'alloggio? Qui a Mestre quest'anno, esatto. Ah, molto bene, molto bene. Allora arrivo da questa signora, Laura Serafini, benvenuta. Da dove arriva lei? Arezzo. Ah, bene, quindi abbiamo una rappresentazione Veneto, Piemonte e Toscana. Si aspettava di... No, assolutamente, sono emozionatissima. Va bene, e allora io vi ricordo solo che il premio consiste in 5.000 euro, che non è poco, che l'opera vincitrice, vuole dirlo lei, Presidente? Il primo premio, dicevo, poi ci sono anche altri certo. premi. E al secondo vanno 3.000, al terzo 2.000 euro, ma soprattutto l'opera vincitrice dove andrà? Andrà al museo, alla Galleria d'Arte Moderna di Cappesaro, che insomma resta lì poi per la vita e per la storia. Allora a questo punto non c'è un rullo di tamburi, però insomma io devo stare lontana perché nel copione ho dei nomi scritti e non posso certo farli vedere. Possiamo nominare il quadro che ha conquistato il terzo premio? Lo dico io e lo vediamo. È quello di Laura Serafini. E Dolfin legge la motivazione. Marco Dolfin. Fra cartografia e disegno, una raffinata e originale interpretazione dell'eredità dell'antico. Ecco il suo assegno. Resti qui naturalmente. Il sorriso, certo. Accontentate i fotografi. Ecco, state tutta la giuria per bene. Marco, Sì. anche tu naturalmente. E adesso facciamo questa cosa tipo Miss Italia per voi due, che è un po' così. Quindi non daremo il nome del secondo perché è per esclusione, restano quei quadri. Chiedo però a Marco Dolfin di leggere le motivazioni per cui la giuria ha scelto i quadri di Carlotta Mazzariol e di Eric Pasino. Ok, allora leggo prima quella di Pasino. Per un talento compositivo in cui oggetti alla deriva evocano una realtà frammentata capace di riconquistare un insolito equilibrio. Un applauso. Leggiamo la motivazione per Carlotta Mazzariol. Una liquida rappresentazione contemporanea di memoria che si fa immagine. Molto bene. Cesare Campa e Maraniello sono pronti, quindi il Presidente del Circolo Veneto e il Presidente della giuria tecnica. Per la consegna del premio non lo fare ancora, diamo il nome. Io ringrazio intanto tutti voi, poi non scappate perché ci sono Volevo delle anche ricordare, sorprese. dato che abbiamo detto il primo premio, il secondo premio invece l'opera verrà esposta nel municipio di Mestre, quindi avrà una collocazione quindi anche fruibile alla cittadinanza. E io così tanto per tenerli sulle spine ricordo che i 60 finalisti al termine potranno ricevere e recuperare un'opera in vetro di Murano, giusto Cesare Campa? Insomma, per tutti loro un ricordo. E quindi il vincitore è Eric Pasino. Wow! Ah beh, allora intanto sentiamo una parola dal vincitore. Nelle foto ci sarai. Allora Eric, un po' più avanti li volete? Beh, insomma, adesso non siamo così venali. Vi fidate, cioè state sospettando di non fidarvi del Circolo Veneto. Via, Eric. Vi ringrazio molto, è stata una sorpresa in realtà. Non so veramente cosa dire, sono contento, mi fermo a dire questo semplicemente. Cioè come non ti eri preparato il discorso da vincitore? Si nota, devo dire, però sì, non mi ero preparato niente. Vi ringrazio molto e non mi dilungo più di tanto perché... Non lo farò ora, lo farò più avanti. La tua sarà una carriera artistica? C'è la speranza, assolutamente, ma accolgo tutto quello che arriva alla fin dei conti. E i tuoi genitori, quando hai detto loro vado a Venezia a studiare all'Accademia?
contenti, ma soprattutto Eric, finisci questa accademia, ti prego, non per portartela avanti. Carlotta, 2 parole anche da parte tua. Insomma, intanto si comincia con un secondo premio. Certo, sono molto emozionata, non me l'aspettavo per niente, quindi... Ok. Un commento dal Presidente, poi uno da Cesare Campa. Beh, intanto una risposta all'insinuazione che noi si possa aver pensato alla parità di genere. È una grandissima soddisfazione non averci pensato e vederla attuata. No, non è Questa è la cosa un'insinuazione, più era un bella. dato di fatto Sì, contato. questa è la cosa più bella, non averci pensato e riscontrarla. Devo dire, nell'arte succede spesso, nell'arte contemporanea, è un Non settore volevo più dirlo. avanzato di altri in questo paese che ha qualche bisogno di riequilibrare l'attenzione ai meriti, diciamola così, non ai generi, ai meriti in generale. Ma nell'arte contemporanea questa eccezione è stata testimoniata ancora una volta. Non abbiamo fatto calcoli di questo tipo ed è stato bello osservarlo e farcelo notare. Allora, io ringrazio tutti voi e con un grande applauso vi facciamo scendere, tranne Cesare Campa, che deve uscire da un'altra parte, ma perché deve dire qualcosa. Con un applauso davvero, non so se c'è un po' di musica per far scendere i nostri artisti che ricevono i complimenti. Grazie davvero a Maraniello perché ha dovuto in qualche modo sedare le risse con la frusta. Il prossimo anno gli regaleremo un campanello, insomma quel che funziona. Mentre scendono, Cesare, noi siamo al centro perché naturalmente tu fai i tuoi ringraziamenti finali. Io faccio i miei ringraziamenti finali e annuncio che da domani mattina ci mettiamo a lavorare, anzi si metteranno a lavorare per la 7ª edizione del Premio Mestre. Ma avete visto che non posso scendere le scale, anche se nella vita si sale e poi si scende. Io sto scendendo e mi sono anche inciampato. Perché dico sto scendendo? Perché è arrivato il momento di dare lo scettro anche ad altre persone. Io vorrei che un unico applauso noi incoraggiassimo Costantini, che è stato il presidente del comitato organizzatore di quest'anno, perché da domani deve mettersi a lavorare Cristiano Costantini per la nuova edizione assieme al nostro amico Dolfin Marco, che sono i 2 pilastri sul quale il Premio Mestre può continuare. Anche se Campa è in discesa, loro sono in salita. Un bel applauso a loro 2. E invece io faccio i complimenti a Cesare Campa, che ha pensato a questo passaggio di consegna e di testimone e non si è attaccato alla sedia, come si usa dire. Grazie Cesare. Grazie a tutti voi, ci diamo appuntamento l'anno prossimo qui in questo teatro e sono convinto che la 7ª edizione, come dicono che c'è la crisi del 7° anno, no. Noi non avremo la crisi del 7° anno perché la crisi magari l'avremo nel 70° anno. Grazie, arrivederci a tutti. E adesso scendo dalla parte di là. Grazie a Cesare Campa. Non mi resta che dirvi, restate qui perché come sapete, se avete già partecipato a questa edizione, a questi premi, queste cerimonie di finale, scusate, c'è sempre un'ultima parte di bellezza con Nuart. Questa sera concludiamo con una performance, con una coreografia e una passerella delle danzatrici e della cantante che indosseranno delle cornici con immagini di personaggi celebri, naturalmente partendo da Marilyn Monroe. Quindi con New Art Portraits e da parte mia, buona serata, buona bellezza, buona arte a tutti. Grazie. Uscite, non uscite, c'è lo spettacolo, non lo do io, c'è la mezza sala perché le artiste arrivano in sala, ok? Non uscite, c'è ancora lo spettacolo.
Tilly out. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than my desire to make you my own. Tilly out. Woo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than my desire to make you my own. Tilly out. Woo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you I couldn't aspire to anything higher than my desire to make you my own. Tilly out. Woo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Today. You're so beautiful, flirty, enviously. I wish you flirt with me. Perhaps I'm enticed by what you are. I imagine us jumping the broom. It's foolish, I know. 'Cause that's not the life you live. You live alone in a crowded bed, Never remembering face, conversations, just a body for the lonely. Spend one night with me, satisfy me for free, and I'll love you endlessly. You always tell them that you'll give them what they want, so give me what I want. Tell me I'm the only one. Give me. I want to